Amici appassionati, ben ritrovati, un saluto da Claudio Costanzo e benvenuti ad Acireale Messina Soccer School, partita valevole per la seconda giornata del campionato di allievi regionale siciliano. Padroni di casa che hanno saltato la gara d'esordio contro lo Sporting Taormina recupereranno la sfida mercoledì 4 ottobre. Ospiti di mister Ardizzone che invece sono subito andati a segno nella prima uscita grazie al gran gol di Lino Denaro, hanno avuto la meglio sui concittadini della Messana. Andiamo a vedere gli 11 invece scelti dai due mister, rispettivamente per mister Gulisano della Cireale, Dragotto tra i pali col 2 Trovato, 3 Blatti, 4 De Luca, 5 Bella, 6 Lavalle, 7 Lanzafame, 8 Genovese, 9 Stancanelli, 10 Faraone e 11 Brancato. Risponde mister Ardizzone con Picciolo tra i pani col 2 Giuffre, 3 Ingegneri, 4 Filoni, 5 Daleo, 6 Culletta, 7 Ioli, 8 Risitano, 9 Magazzù, 10 Giunta e 11 Denaro. Divisa bianca con inserti amaranto per i padroni di casa, completa invece giallo-rosso per gli ospiti del Messina Soccer School, e qui si riuniscono in cerchio per darsi la carica prima dell'inizio di questa grande sfida che ora possiamo passare con l'ausilio delle nostre immagini a cura di Federico Longo a raccontarvela, con la Cireale che ha subito una grande occasione in avanti, libera al tiro il numero 9 Stancanelli che fredda Picciolo dopo appena 12 minuti. E subito Acireale in vantaggio, troppo semplice per l'attaccante della formazione acese depositare in porta il pallone messo in verticale dal proprio compagno di squadra. Ancora Cireale che si rende pericolosa, questa volta in tentativo di De Luca, finisce abbondantemente largo alla sinistra della porta difesa Picciolo. Al 15° però riappare il Messina Soccer School con questa occasione sui piedi di Daleo. È strepitoso però l'estremo difensore Dragotto, scusate, era stato Filoni a calciare verso la porta, e lo stesso numero 4 alla battuta del corner successivo. C'è stata una trattenuta in area ai danni di Risitano, senza dubbio e senza indugi l'arbitro indica il dischetto. Rivediamo come sia stato atterrato in maniera sospetta. Giunta, massima punizione per il Messina Soccer School. Alla battuta va Risitano che incrocia col mancino potente, batte Dragotto e firma al 21° il gol che vale il pareggio per il Messina Soccer School. Su un campo difficilissimo la formazione di mister Ardizzone è riuscita con cuore e coraggio a riacciuffare il risultato. Acireale che però torna subito in avanti e anche con un pizzico di fortuna si riporta in vantaggio. Infatti il colpo di testa di Lanzafame è stato deviato da un difensore del Messina Soccer School che inganna Picciolo. Infatti è stato Daleo a mandare la palla alle spalle di Picciolo. Il tentativo però comunque è stato verso la porta da parte del numero 7 della Cireale. Arriva intanto il primo cambio per mister Ardizzone che manda in campo Ferrari al posto di Ioli. Messina Soccer School che prova ad affacciarsi in avanti con questo tentativo sballato del proprio terminale offensivo. Sarà questo l'ultimo sussulto della prima frazione di gioco. Arriva infatti il duplice fischio del direttore di gara che manda le squadre a riposo sul risultato di 2-1. All'iniziale vantaggio di Stancanelli aveva risposto Risitano dagli 11 metri. È arrivato però poi il vantaggio della formazione acese con Lanzafame. Rinizia la seconda frazione di gioco con un doppio cambio per mister Ardizzone, con Gulletta e Filoni che lasciano il campo a Tramacere e D'Arrigo. Noi possiamo passare invece a raccontarvi quanto accaduto nella ripresa, che è il Messina Soccer School che deve subito spingere sull'acceleratore per riacciuffare la gara. Intanto esce dal campo anche Ingegneri per far spazio a Villari. Acireale che però ha ancora un'occasione in avanti, questa volta è Faraone a testare i riflessi di Picciolo che è strepitoso con questo colpo di reni a mandare il pallone in corner. Vediamo come con la punta delle dita è riuscito a spedire al mettente. Il tentativo della formazione acese non può fare nulla di lì a poco sul tentativo di Lanzafame che da pochi metri lo scavalca per il 3-1 della Cireale. Si fa sorprendere la difesa di mister Ardizzone con Lanzafame che salta da Leo e a tu per tu con Picciolo non sbaglia. Prova a rispondere dall'altro lato il Messina Soccer School con questo tentativo di Magazzù. Il suo diagonale però è debole. Ancora però Acireale in avanti con Faraone che è infermabile, prova a mettere dentro per un compagno. Era Lanzafame che ha fallito il tentativo di tripletta, era il più facile dei tap-in, l'ha spedito in curva. Intanto Daleo lascia il posto a Banuca. Anche cambio tra i pali per mister Ardizzone con Schepis che prende il posto di Picciolo. Quando arriva l'ennesimo traversone della Cireale,
stavolta non crea grattacapi al neoentrato Skevis. Formazione ospite che però non ci sta e vuole tornare in avanti. Ci prova con questo mancino sballato di Risitano. Pochi minuti dopo avrà un'altra occasione, sempre con Risitano che testa i riflessi di Dragotto, che è bravissimo a mandare il pallone in calcio d'angolo. Splendido intervento dell'estremo difensore della Cireale. Dall'altro lato però c'è un altrettanto splendido intervento di Picciolo, che nega la gioia del quarto gol alla Cireale con questa uscita. Mette le manone e dice no all'attaccante della Cireale, che però allo scadere a questa opportunità su calcio di punizione, e Blatti che pesca il jolly da posizione defilatissima, la mette sotto il 7, batte per la quarta volta la difesa del Messina Social School, per la prima il neoentrato Picciolo che non può arrivare su questo pallone. Splendida la quarta realizzazione della squadra acese, che con Blatti trova il gol che manda definitivamente i titoli di coda su questa gara. Infatti arriva di lì a poco il triplice fischio del direttore di gara. Acireale 4, Messina Social School 1. Restano infatti in casa Cireale i 3 punti. Prima sconfitta per i ragazzi di Mister Ardizzone. E allora anche per quest'oggi da Claudio Costanzo è tutto. Vi ringraziamo e alla prossima.